Le cugine Elena e Giulia Zantonello, di Mena di Castagnaro, si sono aggiudicate il premio Grisetti, che viene consegnato agli allievi più meritevoli della terza media. A loro, sabato 26 maggio, presso l'Aula Magna delle scuole di Baruchella, sono stati donati da parte della Biblioteca Civica Ugo Grisetti una guida turistica e un buono per l'acquisto di libri che hanno ricevuto proprio dalla signora Maria Previato Grisetti. Le bellezze del territorio comunale sono state invece l'argomento del premio Ugo Grisetti per gli alunni della classe quinta elementare, seguiti dalla loro insegnante Stefania Trambaioli, che hanno ricevuto come riconoscimento un dizionario e un kit da disegno. Sulla scorta delle poesie del baruchellese Ario Stevanin, gli alunni hanno fatto ricerche, temi e poesie dedicate ai simboli dei tre paesi che compongono il comune, ovvero Giacciano, Baruchella e Zelo. Le cuspidi dei campanili, i ponti e i fiumi con i loro percorsi arginali, così come i boschi presenti ancora nel territorio, sono stati descritti in modo profondo ed emozionante. Ed ecco che, con gli occhi e il linguaggio dei ragazzi, emergono il campanile fatto tramezzino, la Galaverna come vetro di Murano e il bosco incantato di Via Tadiole. Il clima festoso della giornata, tuttavia, non ha fatto tralasciare alle famiglie dei ragazzi la preoccupazione del rischio di non riuscire ad avere la classe prima media per il prossimo anno scolastico, con notevole disagio nell'eventualità di dover portare i propri figli a scuola in un altro paese. Si spera quindi in una deroga da parte degli organi regionali per poter comunque fare la classe anche con un numero ridotto di allievi. Intanto famiglie, insegnanti ed alunni si stanno dando da fare per promuovere la loro situazione affinché arrivino magari iscrizioni da paesi vicini, attirati dal clima familiare e dalla possibilità per i pochi allievi di essere seguiti meglio dagli insegnanti.